dentro a quel fine di mondo, lui era ancora al mondo e non sa che ha che far per tutti i suoi compagni che erano da sotto terra. Finita la guerra, finito di penar, lui non l'aveva voluto neanche la buona madre, e la sua triste sorte lo lasciò lì a penare. E quando tornò a casa non tornò neanche tutto, perché gli avevano distrutto un braccio, un occhio, un piede. Signore, sì, lodato, che sono ancora in vita, la guerra ora è finita, oh che felicità, oh che felicità. Grazie, potete andare, grazie. E siamo partiti da qui, da questi poveri diavoli che le guerre, ogni guerra, lasciano dietro di sé. Da quelli che tornano mutilati a quelli che tornano e trovano un mondo diverso da come l'hanno lasciato. Oggi è il 2018 e noi vogliamo raccontarvi la storia di una guerra di 100 anni fa, la prima grande guerra mondiale. Sentite quante maiuscole? Prima grande guerra mondiale. Qui, davanti all'altare della patria, o monumento al milite ignoto, ricordiamo una storia ormai lontana, con le sue luci e le sue ombre, e dove, come cantavano i nostri reduci, c'è dentro un po' di gloria e un po' di disonor. Ma partiamo dall'inizio. È il 1914. Periodo beato, carrozze, signori eleganti, profumi, balocchi, a Vienna il valzer di Strauss e a Parigi le Cancan, le Moulin Rouge. Ah sì, si stava proprio bene. Oddio, è vero che c'erano anche gli operai, i minatori e gli emigranti con le valigie di cartone che scappavano dalla fame verso l'America. Ma la Belle Époque non riguarda loro, che del resto erano in tanti, sì, ma vivevano pochissimo, no? 30 anni e via! E poi loro non contavano niente, no? Il potere lo avevano le grandi nazioni, che un giorno decisero, anche noi italiani, di contendersi i territori e minacciare una guerra. Eccole le nazioni! Vuole la guerra? Noi abbiamo territori in tutto il mondo. Il nostro è un grande impero, pacifico. Basta che gli australiani non rivogliano l'Australia, o gli indiani l'India, o i cinesi Hong Kong. Perché già 150 anni fa abbiamo mollato America agli americani. Mi scusi, My Lady, ma non ha risposto alla mia domanda. Lei vuole la guerra? Oh my God, no! Certo che se la Germania continua a mandare fucili ai ribelli irlandesi, beh. Ho capito, pronti a menar le mani. Voilà la belle France! Voglia di guerra? Jamais! Noi terra dell'arte, della cultura, dell'amour, libertà, egalità, fraternità. Noi ci rivolgiamo a tutti a braccia aperte. Beh, a braccia aperte. Ah, allude a questo braccio? Oui, questo ci manca. Alsazia e Lorena.
Terre francesi che ci ha fregato la Germania con la guerra del 70, ma non finisce qui. Quindi, ove si presentasse l'occasione... Ah oui, saremo prontissimi. Allons enfants de la patria, les jours de gloire. Grazie, signora Bianchi, grazie. Abbiamo qui niente meno che lo zar. Ci dica, l'impero russo ha rivendicazioni? Oh, no, di terre ne abbiamo abbastanza. Pensi che tutta la Siberia è Russia. Sì, certo, è un pezzettino di Polonia come cuscinetto tra noi e la Germania, beh, certo ci farebbe comodo. Questo potrebbe essere utile anche a noi tedeschi, per difenderci da pericolo russo. Scusi, lei aspetti che non è ancora il suo turno. E poi, scusate, un pezzo di Polonia alla Russia, un pezzo alla Germania e la Polonia... Ma chi si frega di Polonia? In Polonia essere tutti violinisti, pianisti, Chopin, Viviaschi, Paderewski, che suonino tutti piano e violino. Si passa da un interoperatore all'altro Cecco Beppe, vero? Francesco Giuseppe, per favore. Sì, vabbè, il marito di Sissi, no? Ah, immer das Gleiche. Io non sono solo marito di Sissi. Io sono Franz Josef von Habsburg, imperatore di Austria, re di Ungheria, sovrano di Lombardo-Veneto, re di Boemia. Ma stai, con tutto questo popò di roba ne vorrebbe ancora? Aber natürlich! Russia, per esempio, nei Balcanici insidia Bosnia-Herzegovina. E Italia? Italia con storia di terre irretente! Ma scusi, l'Italia non è vostra alleata! Ma sì, ma chi è che si fida d'Italia? Lei si fida? Chiediamolo a lei direttamente, no? Mi scusi, signora? Signorina, prego. Sì, scusi, lei non ha una Alsazia-Lorena o una Bosnia-Herzegovina da rivendicare? Oh, sì, si chiamano Trento e Trieste, italianissime, ma dell'impero austro-ungarico, cazzo! Ma signora, perché questa espressione di disappunto? Perché non possiamo neanche fare una guerra per riprenderle. Noi facciamo parte della triplice alleanza, Germania, Austria e Italia. Dovrei scendere in guerra al loro fianco contro Francia e Inghilterra, ma per il momento non mi va. Ma comunque sembra che tutti si stiano preparando, no? Ma è solo il 1914, forse nel 1915, chissà. Nein, non essere vero che si sta preparando guerra. Sarebbe una catastrofe! Ma noi popolo tedesco, essere popolo di lavoratori, industrioso, disciplinato. Venga a vedere nostra fabbrica, la Krupp, per esempio. Si sta costruendo di Grosse Berta. Tu sa cosa essere di Grosse Berta? No. Essere grande cannone da 220 mm con gittata di 110 km. Per sparare fiori, suppongo? Die arme Frau ist ganz verrückt. Che ste scema, ne? Ma popolo tedesco, Essere popolo previdente. all'occorrenza, ecco piani di guerra. Essendo meglio aggredire che essere aggrediti, in caso di pericolo, nostro esercito marcerà verso nord. Ma volete dunque violare la neutralità di Belgio e Olanda? Nein, non me ne importa un Kaiser! Kaiser, essere io. Detto giorno M, giorno di mobilitazione. Saremo a Liegi 12 giorni dopo. Liegi M12, Bruxelles M19, frontiera francese M22. Entrata in Parigi ore 11:30 di giorno M39. E cosa crede che noi staremo lì a guardare? Noi? E la nostra marina britannica può sbarcare l'Untrickete in qualsiasi punto della Prussia. Ma signori, per fare una guerra occorre almeno un pretesto. Un pretesto! Beh, i pretesti basta volerlo, si trovano! Sarajevo! Fanatico servo dell'arciduca Ferdinando, re del trono d'Austria-Ungheria! Ultime notizie! La Germania dichiara lo stato di pericolo di guerra! Comprate il giornale attentato a Sarajevo! Visto? Basta avere fede, poco di pazienza. Sì, ma a voi che importa? La vittima austriaca e l'attentatore è serbo. Dia tempo a tempo, Fräulein, e vedrà. Le guerre sono contagiose. Va bene, ho capito, via. Ok, andate, grazie, circolare, via. Grazie, che questa, grazie, via. Il Giappone? Perché anche lei? Io sono pellicolo giallo! San
Marino, come mai anche lei qui? Ah, io aspetto di vedere cosa fa l'Italia, sa? Abito lì. Eh sì, gli ho dato una stanza in subaffitto. E gli Stati Uniti, come mai anche voi? Beh, ci sono dentro tutti, è come al poker, piatto ricco, mici ficco. E voi chi siete? Honduras. Costa Rica. E a chi volete far la guerra? A tutti, a tutti. Abbasso la Germania. Abbasso l'Austria-Ungheria. Abbasso la Russia. Sì, ma sapete almeno dove sono? No. Ma è o non è una guerra mondiale? E poi nemmeno loro sanno dove siamo noi. Sì, va bene, ho capito. Prenevo Plus, si balla! Giro, giro tondo, casca il mondo, casca la terra E tutti a far la guerra! Basta, grazie signori. Potete andare, grazie. Grazie. 28 luglio 1914, con la dichiarazione di guerra dell'Austria-Ungheria, inizia la prima guerra mondiale. All'inizio del 1914 ci sono due fronti. Quello occidentale, Germania contro Francia e Inghilterra, e quello orientale, Germania e Austria contro la Russia. Ah sì, il fronte in Occidente è sempre stato oggetto di romanzi e di film famosi. Pensiamo solo a Niente di nuovo sul fronte occidentale o La grande illusione di Jean Remarque. Ma noi stasera siamo qui per raccontare quello che avviene sul il nostro terzo fronte. Questo qui, quello tra Italia e Impero Austro-Ungarico. Ma possiamo farci raccontare le cose direttamente dall'Italia in persona? Buonasera signora! E dagliela ancora. Signorina, prego. Sì, scusi, lei prima mi ha detto di far parte della triplice alleanza con Austria e Germania, vero? Beh sì, ma sa come sono le alleanze, sono come i matrimoni, si fanno, si disfano. Vuol dire che improvvisamente... Beh, non improvvisamente. Vuole spiegare meglio a noi e al nostro pubblico, Volentieri. Ecco, innanzitutto comincio col dichiararmi neutrale. Agosto 1914. E poi? E poi vado dall'Austria a Ungheria e dico, sentite, io potrei farvi la guerra, ma se voi mi date Trento e Trieste, rimango fuori. Aprile 1915. E quelli? E quelli, no, tu sei nostra alleata, tu devi stare in guerra con noi contro Francia e Inghilterra. Sa, in quei tempi ero molto corteggiata, vede? Oh, vedo. E lei? E io il 26 aprile a Londra faccio un patto segreto che mi impegna a scendere in guerra insieme a Francia e Inghilterra contro l'Austria e Ungheria. Così imparano. Ma signora! Signorina, prego. Sì, scusi, solo mi sembra un comportamento poco corretto, no? È come se una donna fidanzata ufficialmente vedesse segretamente un altro uomo. Scusi, mi sta dando della puttana? No, sto solo dicendo che, forse sarebbe necessario un comportamento un po' più, come dite voi oggi, più trasparente, grazie. Trasparente, no? Questo dico, questo faccio. Senta, siamo pratici. La Francia e l'Inghilterra mi hanno promesso Trento e Trieste, Istria, Fiume, mi aiutano anche ad avere un pezzo di impero in Africa e forse anche in Turchia. Lei poco fa mi ha dato quasi della puttana. No. Senta, sa che cosa le dico? Una è lì che batte. Si ferma una Panda mezzo scassata, una Maserati super accessoriata. Secondo voi io dove salgo? Quindi ho fatto i miei conti e visto come si mettevano le cose, il 23 maggio 1915 ho dichiarato guerra all'Austria-Ungheria. Vuol dire il 24 maggio, No, il 23 c'è stata la dichiarazione di guerra, il 24 maggio invece l'esercito italiano è andato nell'impero austro-ungarico. Li sente? Il 24 maggio l'esercito marciava per raggiungere la frontiera, per far contro il nemico una barriera. Muti passarono quella notte i fanti, tacere bisognava andare avanti, s'udiva intanto dalle amate sponde, sommesso e lieve tripudiar dell'onde. Era un presagio dolce e lusinghiero, il piave mormorò, non passa lo straniero!
vede che qui, che il re te chiama sotto le armi e te vuole militare. Il re piemontese, figlio mio, e partir soldato dovrai. Che t'accorri tanto, macia mia? Della guerra dice sempre la radio, e che ti stupisci? Ma io credevo che fosse cose dei piemontesi lassù al nord. Ma che sappiamo noi da spartire con quei selvaggi, Che vai dicendo di piemontesi e piemontesi? Tu parli ancora come il nonno Bonanima, Adesso ci sta l'Italia, magia mia, l'Italia, e questo è il risorgimento. E ora non ci sta più Franceschiello, e ci sta Vittorio Emanuello. E la guerra la si fa per liberare Trento e Trieste. Trento e Trieste? Ma che sono Trento e Trieste? E che bisogno c'è di liberarlo? E da chi? E per chi? E tu, figlio mio, unico e diletto, come Gesù dal seno della Madonna, frutto delle mie viscere. Ma perché devi partire? Per ritornare solo Dio sa quando, e forse anche a morire lassù, tra le nevi, un ghiaccio. Ma magia mia, ma non lo intendesti stamattina il potestà? Eppure il parroco alla Santa Messa. Sarà una guerra al lampo, magia mia. Forse per me nemmeno il tempo di arrivarci alla fronte. La fronte? Sì. A che è la fronte? La fronte è dove ci si affaccia con lo nemico, dove ci si spara, dove ci si affronta. Ma io me ne starò ben cauto, nascosto dentro la trincea. In trincea? A dormire al freddo, come gli orsi. E le mangiare, figlio mio. Solo polenta ti sarà servita, polenta e castagne, come tra gli selvaggi. E gli involtini di pasta e spada, che tanto ti danno di gusto e che ti apparecchia madre tua con tutto l'amore suo. E la pasta con le sarde. Ma che ne sacciono quelli sergenti, quelli generali di quello che tu hai bisogno? E quel re che neanche sa parlare la lingua nostra. Ma non devi piangere per mia. A mia ci penserà la patria. La patria? Ma che la patria? Se mi toglie l'unico figlio mio. Tu mi lasci andare. Sarà una guerra al lampo, e d'un lampo io tornerò. E poi rammenta quello che sta scritto nel mio abbecedario di scolaretto. Chi per la patria muor, vissuto è assai. Chi per la patria muor, non muore mai. Chissà, una gran minchiata, figlio mio. Questa è una gran minchiata. Buongiorno ragazzi, buongiorno a voi. Io sono il vostro istruttore di mimo armato, coreografia di battaglia e preparazione al monumento. I vostri superiori vi hanno spiegato, spero, il motivo di questi nostri incontri, vero? No. Perfetto, bene, cominciamo. Fatti vedere tu per primo. Allora, sei un po' magratino di coscia qua, bisogna rafforzare. In compenso hai una vittina sottile e delle belle manucce. Bravo, vai. Tu, certo che Adone era fatto ben diverso, figliolo mio, con questa barbaccia che c'hai. Su, dai, vai. Su. E tu, bassotto, i capelli qua. Alla tua età è un brutto presagio, io ne so qualcosa, stai attento, vai anche te. E te, panciotto, con questo panciottino, questo sedarotto un po' bombè, Certo non si può sperare di avere una vita decente se non si mangia che pasta asciutta, vero, Amminoacidi, carboidrati, ti piacciono i carboidrati, vero? Ma non ci basta! Dieta! Un pomodorino, una fogliolina di insalata scondita e basta! Allora ragazzi, perché lezioni di mimo, Piccola premessa teorica.
La guerra è guerra, giusto? E il nostro scopo è quello di uccidere il nemico, Però anche il nemico ha lo stesso scopo, cioè quello di uccidere noi. Sì, o meglio voi. Ora, qualche volta si vince, qualche volta si perde. Mettiamo caso che uno di voi perda. Tipo tu, se muori, non puoi più ammazzare, giusto? No, e allora è tutto finito, vero? Sì. No, perché anche il soldato morto mi conserva una sua funzione, E qual è la funzione di un soldato morto? Dimmelo te con la faccia furba. Qual è la funzione di un soldato morto? Non lo sai? È una funzione estetica, Ripeti anche tu, l'esercito ha una funzione estetica. Bravo, vedi che lo sai, bravo. Ora, il soldato cosa fa? Quando c'è la guerra sta dentro le trincee che nessuno lo vede e poi quando scoppia la pace fa le sfilate, E allora voi tutti imparate a marciare, tutti belli allineati, coi petti in dentro, le chiappe in fuori, poi contare, è uguale. Ma le sfilate cosa sono, Sono un fatto estetico. Ma se ti capita di morire in guerra perché una granata ti scoppia tra i piedi o perché una raffica di mitragliatrici ti fa scappare tutte le budella, l'eleganza te la scordi. Invece è proprio lì, in quel momento delle budella che volano, che si ispirano i monumenti ai caduti. E allora noi siamo tutti qui per imparare a morire con grazia. Allora io ti sparo e tu mi fai vedere come muori, va bene? Ok, pronto? No, bambina mia, no, cos'è quella faccia che fai così tutto rincagnato, cos'hai visto mangiafuoco? Vieni su, dai, guarda. È una tavola della domenica del Corriere, guarda, che sguardo grandioso che c'ha, lo vedi? Le braccia alzate verso il cielo che incita e accompagna la lotta e il corpo è bilanciato sulle gambe ma molleggiato sulle ginocchia, così, vedi il gesto atletico? Mi stai ascoltando, bravo. Ok, guarda così, oppalalai, bravo, mettiti in un angolo e prova, oppalalai, bravo così. Avanti il prossimo. Una granata ti scoppia tra i piedi, fammi vedere come salti per aria, va bene, pronto? Oplala! Pam! Ma no, no, cos'è quel... Come poggere il sedere dietro cadendo così, cos'hai paura della granata? Ti fa la bua la granata? No, ti fa la bua, guarda qua. È un'altra tavola della domenica del Corriere. Lo vedi questo fantaccino qui? Con che fantofelino salta sulla granata così? Come un ghepardo che ghermisce la preda, lo vedi? E quell'altro con le braccia per aria, jeté in arrière, come ali che si richiudono, lo vedi così? Jeté in arrière. Sì, mettiti lì a prova, jeté in arrière. Bravo, ultimo, avanti. Sei tu con la barbetta. Allora, raffica di mitragliatrice stronca il soldato che corre. Proviamo, ok, prova. Ma no, bambina mia, madonna della mitragliatrice, no, cosa fai di così? Vai verso la Mecca, Vieni su, dai, guarda. Il moto non si interrompe di colpo, ma si passa armonicamente dal moto da vivo alla caduta mortale, seguendo la linea del terreno, perché buon gusto vuole che si muoia in salita, su un pendio scosceso, una collina, un dosso, una cassetta di frutta, qualcosa, verso l'alto, verso la vittoria alata, che di solito è una bella donna che ti aspetta così, Ce l'hai la bandiera da sventolare? No. Perché non ce l'hai la bandiera da prendere? Ok. Perfetto ragazzi, ok, proviamo. Ognuno si attenga al tema dato. Tu, morto da fermo. Pronto, balletto con le ginocchia. Sta attento, muoviti, vai così, bravo. E te quell'altro, capito? Siete in arrière, 1, 2, 3, 1, 2, 3, siete in arrière, bravissimo. Anche te con la bandiera. Opla! Opla, bravo. E cosa fai qui? Infilati sotto col fucile, bravo. Pronti ragazzi? Bravi ragazzi, così. Bravi. Bravissimi! E adesso fuori che tocca il prossimo turno! Fuori! Avanti gli altri, avanti il prossimo turno! Qui sono sepolti per sempre. Gli unici a sapere davvero com'è andata a finire la guerra, perché per loro il mondo si è fermato quel giorno. Ma a pochi passi da qui, a pochi passi da dove, dicono gli altri, riposano in pace,
Per voi, nel vostro oggi, a cent'anni di distanza, sfrecciano le automobili sulle grandi strade asfaltate. Qualcuno scorge, discreto, dietro una siepe. Guarda, un cimitero militare. Pensa, quanti morti! Sono venuto di lontano, da un paese del sud tutto sole e mare, a morire qua. Noi di qua e loro di là. Un giorno a conquistare una trincea e il giorno dopo a perderla. E tutto questo per 2 lunghi anni. È come un grande tiro alla fune, ma con 30.000 morti ad ogni strappo di questa fune. Ogni santo giorno. Sono finito sopra un groviglio di filo spinato e il mio ultimo pensiero per lei. Stai lontana da sto cuore, a te volo co pensiera, niente voglia e niente spera che tenerti sempre a fianco a me. Poi un giorno mi è venuto a trovare un fiore sulla croce bianca con il mio nome. E con lei ci stava un altro uomo. E poi lei era incinta, sì, teneva il pancione. E ho pensato, certo, la vita continua. Che posso mai pretendere? Ma quel canto mi si è marcito dentro, risuonato distorto e straziato. Proprio come il mio corpo sopra quel filo spinato, soffocato dal gas. Oi vita mia, oi core, e chi stu core, si state, o prima amore, o prima e l'ultima sarai per me. Il mio nome è Lajos Nadasti e vengo dai confini orientali degli Asburgo. Che cosa faccio io qui che ho combattuto contro? Vicino a me c'era il cadavere di un nemico, un italiano, sì, un nemico. Aveva gli scarponi quasi nuovi, mentre i miei erano sfondati e marci. Gliel'ho presi, tanto lui era morto. Ma non ho fatto molta strada. Un lanciafiamme ha distrutto tutto, uomini, divise e armi. Solo gli scarponi sono rimasti quasi intatti. E così, grazie a un paio di scarponi, sono sepolto per sempre qui, in mezzo ai vincitori. Anche se, vincitori, vinti, ormai pensate che ci importi qualcosa? Dopo 4 settimane di trincea, 2 giorni di licenza, a tutta la brigata. Molti dei miei compagni si fermarono appena sotto il fronte, dove la sussistenza aveva organizzato dei casini. Io ho detto no, io torno da mia madre, almeno per un saluto. Così mi avviai a piedi, chiedendo la strada alla gente. Dopo 4 giorni, appena sotto Verona, mi fermarono. Diserzione. Un avvocato in divisa mi disse cose che non riuscivo a capire. Che abbandonavo mia madre. Lasciavo che venisse violentata. Ma mio signore, io andavo proprio da lei, tornavo da mia madre. Quale madre? L'Italia? Io non capisco. Fucilato. Soltanto il tempo di scrivere un'ultima lettera. Ma io non so scrivere. Fucilato alla schiena per diserzione di fronte al nemico.
Tenente colonnello Arcibaldo Logli, Milano. Dal comando generale era arrivato l'ordine per rinvigorire il morale della truppa e incitarla a maggiore impegno nella lotta, segnalare casi di particolare ardimento da premiarsi con medaglia d'oro sul campo. È toccato a me. Con sublime sprezzo del pericolo, capeggiando un attacco dei suoi uomini, falciato dal fuoco nemico, moriva gridando «Viva l'Italia!». Ma c'è una cosa che il comando non ha valutato, a parte il fatto che non ho gridato un bel niente, che a falciarmi non era stato un colpo al petto, come sarebbe stato logico, ma da dietro, alla schiena. Bene, non era il primo caso. Soldati esasperati che si vendicano come possono di chi li ha trascinati fin lì. Un colpo fa presto a sfuggire. E quindi sono qui, per sempre, ma nessun rancore, solo invidia. Avessi potuto anch'io sparare un colpo alla schiena a quel criminale del general Cadorna o a quel burattino del re soldato. Posso solo dire: Dio stramaledica la guerra. Queste le voci che si sentono insieme a 1000 altre. E un giorno le croci cadranno e si confonderanno con la terra e con le ossa, che ancora non riposano in pace. Sui prati verranno i bambini, e fra le tante domande dell'infanzia forse anche questa. Papà, che cos'è la guerra? E allora noi a raccontare che un tempo, ma tanto tempo fa, gli uomini si ammazzavano, si combattevano le genti di una tribù, o di una città, o di una religione, o di una razza. Che cos'è una razza? Che cos'è una religione? Davanti agli uomini di un'altra tribù, di un'altra razza, di un'altra religione, con i fucili. Che cosa sono i fucili? Con i cannoni. E che cosa sono i cannoni? Con le bombe. Cosa sono le bombe, papà? S'ammazzavano. E questa era la guerra. Sì, ma perché, papà? Perché? Perché? E noi allora faremo silenzio e staremo attenti. E forse allora sapremo anche noi, finalmente, perché. Perché? 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 Dopo 100 anni a questi perché ancora non sappiamo rispondere. Possiamo descriverle le guerre, raccontarle, dargli un nome. Guerre, guerricciole, guerriglie, guerre nazionali, guerre mondiali. Ecco, quella che vi stiamo raccontando stasera è stata la prima grande guerra mondiale e fu, senza offesa per quelli che persero la vita, la più stupida, la più inutile delle guerre. Pensate, 17 milioni di morti, 20 milioni di feriti e mutilati. E per che cosa? Per spostare qualche frontiera o dare la spallata finale a qualche baraccone che stava già crollando da solo, come quello di Cecco Beppe. Oltretutto, non si trattava di liberarsi di una follia come sarà il nazismo di Hitler. Cecco Beppe chiamava i suoi sudditi meine Volker, i miei popoli, al plurale. E quello che per noi fu l'odiato straniero occupò il Lombardo Veneto senza trafugare un solo spillo dei tesori artistici di quelle città. Anzi, a Milano fu costruita la Scala per volontà dell'imperatrice Maria Teresa d'Austria. Chiedete a Napoleone o a Göring se i liberatori francesi o gli alleati nazisti si comportarono così. Comunque la stupida e inutile grande guerra fu una terribile carneficina, ma ebbe un vantaggio, se così si può dire, nei confronti delle guerre che seguirono. Dei milioni di vittime che essa si lasciò dietro, più del 90% erano soldati e solo meno del 10% civili. Nella seconda guerra mondiale, di cui magari parleremo un'altra volta, i militari morti furono il 52% e i civili il 48%. Nelle guerre che oggi insanguinano l'Asia, l'Africa, ma anche l'Europa, quasi il 100% delle vittime sono civili, donne, bambini, anziani, pochissimi i soldati, perché i soldati sono preziosi, formati con un costoso addestramento e perciò vanno protetti con aerei, corazzate, carri armati, una vera manna per l'industria bellica. Nella nostra piccola, stupida guerra 15-18, invece, i soldati sono soltanto carne da cannone.
pace, la guerra era sempre lì. Il nostro soldato decise di morire d'eroe e morì. Ma Cadorna l'ha presa assai male e disse così non va. Morire con tanto anticipo è un atto di viltà. E mentre l'estate sfioriva il corpo sottoterra, Cadorna pensò di arruolarlo per rispedirlo in guerra. Riuniti in commissione 3 della sanità, dissotterrarono le ossa che marcivano già. I medici lo visitarono come se fosse vivo e dissero: ma non ha niente, è solo un lavativo. Gli versarono un poco di grappa sulla salma imputridita, lo affidarono a 2 infermiere e una donna un po' svestita. Prete davanti con turibolo e mirra incenso fumanti, affinché tanta puzza non turbi il naso degli astanti. Traversa il soldato il villaggio, ma vederlo nessun ce la fa. Tutti gli stanno d'attorno con le trombe, i tamburi e gli urrà. Gli ballano, gli cantano intorno, ma lui non si vede già più. Son forse le stelle a vederlo che brillano in cielo lassù. Poi anche le stelle svaniscono e il cielo comincia a schiarire e il nostro soldato è pronto per l'ultima volta a morire. Ehi, voi due! Secondo me potete smontare. Oggi è una giornata tranquilla. Te fiditi? Sì. Ma è Natale, dai! È Natale anche per loro. Ah, magari sono bosniaci, perciò miscredenti, musulmani. Sono austriaci! Ho visto i 3 prigionieri dell'altro giorno! Parlavi di austriaco? Parlavano tedesco! E dai, piantala lì adesso! Oh, e tu intellettuale, che cosa ne dici? Di che cosa? No, se è Natale o non sei Natale? Perché? Senti, ti da quando ti si arriva qua, ti dico tutta la tua compagnia, non ti hai fatto altro che scrivere. Cosa sei che ti scrivi? Te sarei mica una spia, no? Ma no, tu suoni col mandolino e lui scrive. Lettere o è un segreto? No, sono cose mie, ma non è un segreto, scrivo poesie. Oh, poesie, ma no, sei un poeta! Sei tu famoso! No. No, perché tutti i poeti che conosco io sono famosi, Cartucci, Leopardi, Dante Alighieri. E come ti chiami? Giuseppe. E poi? Ungaretti. Mai sentito nominare, no? Mai coverto. Beh, sai, a volte i poeti diventano famosi dopo morti. Oh. E allora tu sei qui per diventare famoso più in fretta, no? Ma perché non te ne leggi qualcosa? Delle mie poesie? Ehi. Ma vi interessano? No! No, ma tanto perché che abbiamo da fare? Va bene. È su quello che ho visto a San Martino del Carso. Di queste case non è rimasto che qualche brandello di muro. Di tanti che mi corrispondevano non è rimasto neppure tanto. Ma nel cuore nessuna croce manca. È il mio cuore il paese più straziato. Ma è finita? Sì. Ma... E le rime? Che mona di poesia! Senza le rime! E le rime non sono necessarie. Ma come non è necessarie? Come si fa a cantare se no? Addio, mia bella, addio, l'armata se ne va, e se non partissi anch'io sarebbe una vita. Senti la rima, si fa cantare,
poesie non è che si debbano necessariamente cantare. Come no? Sì, Ma no, si dicono per quello che sono, così. Quando Gesù Cristo dice beati i poveri in spirito, c'è forse bisogno che canti? Beh, però no, se è poesia. Ah no? E che cos'è? Boh, non lo so. È poesia, te lo dico io che è poesia. E quindi pure tu come Gesù Cristo, va coglion. Rileggi Sai, un po', va? I poeti sono un po' presuntuosi, puntano sempre in alto loro. Prova a rileggere. Te le rileggo. Di queste case non è rimasto che qualche brandello di muro. C'è bisogno della musica? Quando fai all'amore con la tua amorosa e le dici quello che senti nel cuore, c'è bisogno della musica? No, Dateci un taglio voi due. È festa, è Natale. Facciamo festa finché ce la lasciano fare. Io ho un panettone che me l'ha mandato la mia mamma. Vabbè, te sei di Milano, cosa vuoi che ti mandino? Io c'ho il vino, 6 bottiglie, anzi 5, perché una ce l'ho dovuto dare a quelli della fureria. Tanto è dato il panettone. I bicchieri, i bicchieri. Bicchieri, dove credi di essere? Al Grand Hotel. Beviamo dalla bottiglia. Senti Giuseppe, ma sai che non sei neanche mai perché te mi hai detto prima. Senza rime, d'accordo, ma se capisce tutto stesso, anzi, forse meglio. Com'è che fa? Rilesime, ma? Va bene. Di queste case non è rimasto che qualche brandello di muro. E dopo va avanti lei. Di tanti che mi corrispondevano non è rimasto neppure tanto. Cioè, niente, neanche un tocco di muro, niente. E dopo va avanti. Ma nel cuore nessuna croce manca. È il mio cuore il paese più straziato. Bellissima. D'altronde, cosa selo gli altri e le case? Se quel che abbiamo dentro cosa è importante, E me ne hai convinto, sei tu. Ungarelli e si in grande. Ungaretti, Giuseppe Ungaretti. Ungaretti, stessa roba. Ma te ne hai scritto altre? Abbastanza. Dai. Sì, dai, adesso è un'altra, tirami fuori un'altra ancora. Va bene. Questa si chiama Cima 4. Un'intera nottata buttato vicino a un compagno massacrato. Ostrica. Con la sua bocca digrignata, volta al plenilunio. Cioè che guardava in su senza occhi però, chiarissimo. Ho scritto lettere piene d'amore. E dopo? Non sono mai stato tanto attaccato alla vita. Cazzo, è vero, mi è capitato un cammino una volta che ero là, ma ero seppellito sotto i cadaveri. Devo proprio pensare, è proprio bella la vita, Ma te ne ho scritto altri, dai! Basta, adesso basta! Buoni gli altri, che mi piace! Adesso è un'altra, dai! Domani. Oggi è Natale anche per la poesia. Che bella nottata! Guarda quante stelle! Se solo non ci fosse la guerra! Ci vorrebbe una canzone? Sì, cantiamone una. Quale? Propongo io. La marcia reale. Dai. Tu scendi dalle Sì, la cantavamo all'asilo. Cuore del cielo e vieni in una grotta freddo al gelo e vieni in una grotta freddo al gelo. Oh bambino mio divino, io ti vedo qui a tremare. Vuoi che ti sentano? Abbassa voce! Abbassa voce! Sentite? Ma cantano anche loro. Ostrica, canta bene però, Sarebbe il momento giusto per fare un bel attacco adesso. Ma tu sei scemo! Non lo capisci che questa è una tregua? Una tregua? E chi l'ha deciso? Noi l'abbiamo deciso. Noi e loro. Vuoi vedere? Dove vai? Caso. Ma sei matto? Quelli ti sparano! Disgraziato! Ehi, Kruki! Krukenland! Hier Italien! Heute Natalen! Würstel und Kartoffeln! Non si dice Natale! Ma tu sei tedesco? No! A cosa ti parli allora?
Forse si dice Stille Nacht? Natalen, Stille Nacht! Heute festa e nicht più sparare, Oh ja! Oh! Io ho sparato in aria! Oh! Capisci? Sentito? Sparato in aria! Anche loro! Thank you! No, danke! Heute Natale! 24 ore di tregue! Su, andiamogli incontro! È gente come noi, scommettiamo? Anche loro ce l'hanno con questa guerra! Anche loro non aspettano altro che essere lasciati in pace! A metà strada, va bene? Nella terra di nessuno e vaffanculo alle trincee! Su! Fate un varco nella trincea! Dai! Facciamogliela vedere noi a quello strozzo di Cecco Beppe e a quella caccola di Vittorio Emanuele! Dai! Ho paura. Stille Nacht! Guten Morgen. Ja! Buon Natale. Buona a tutti. Parlate tedesco, Soldati! Soldati, che cos'è questa cacciara? Soldaten! Was soll denn dieser Krawall? Was ist denn hier los? Che cosa sta succedendo? È un ammutinamento? Ist das eine Meuterei? Tornate immediatamente in trincea! Kehr sofort wieder in den Schützengraben! Zurück! Andrete davanti al plotone di esecuzione, alla corte marziale! Das wird alles gemeldet werden. Pfannenflucht. Ein Verständnis mit dem Feind. Tornate immediatamente! Ihr Feiglinge, kehrt sofort Marsch! Barone Maurizio Town di Montezemolo, tenente colonnello in comando effettivo permanente. Graf Hermann von Ofenmannstall-Dutzendorf, Oberes des K&K Dragonenregiment Kaiser Franz. Les Soldats. Der Scheiße. Herr Graf. Signor Barone. Dormi bimbo della mamma, dormi bimbo e non vedrai tante infamie e tanti guai, coi cannoni ed i fucili di sti popoli civili. Fa la ninna che non senti i sussurri ed i lamenti, che la gente che si scanna per un matto che comanna, che si scanna, che s'ammazza a vantaggio della razza, a vantaggio di una fede per un Dio che non si vede, ma che serve da riparo al sovrano macellaro. Fa la ninna, cocco bello, finché dura sto macello. Fa la ninna che domani rivedremo quei sovrani che si scambiano la stima, buoni amici come prima. E così i generali, i capoccia, i colonnelli, ben nutriti e ben vestiti, tutti sani e tutti belli, che riuniti tra di loro senza l'ombra di un rimorso, ci faranno un bel discorso sulla pace e sul lavoro. Da
Dorme. Lo voglio dare al mio moretto questa sera quando viene. Stasera quando viene sarà una brutta sera. E perché sabato di sera lui non è venuto da me. Il mio bel partì soldato, chissà quando tornerà. Addio mia bella, Addio, la guardia se ne va. E se non partissi anch'io sarebbe una vita. E se non partissi anch'io sarebbe una vita. E col zuppolo del vapore la partenza dello mio amore, dello mio amore. La partenza dello mio amore, chissà quando ritornerà. Signore e signori, si chiude e avviarsi verso l'uscita, grazie. Il Museo delle Cere riapre alle 15:30. Il general Cadorna ha scritto alla regina: se vuoi veder Trieste te la mando in cartolina. Bom bom bom, a rombo del canon. Bom bom bom, a rombo del canon. E il general Cadorna si mangia le bistecche e ai poveri soldati ci dà castagne secche. Bom bom bom, a rombo del canon. Bom bom bom, a rombo del canon. Avviarsi verso l'uscita, grazie. Si riprende alle 15:30. Ecco qua. Fate un po' di silenzio, Non è mezzogiorno? E allora? Non possiamo rilassarci un po' anche noi? Sì, rilassatevi, ma silenzio, che devo leggere. Anche stamattina è venuta un sacco di gente a visitare il Museo delle Cere e non hanno più rispetto per niente e per nessuno, neanche per il mio vestito. Garçon, bisognava dirlo, che questa è la sala del museo riservata ai grandi generali. Comincia a fare caldo, mi sento tutto un po' sciolto, soprattutto qui. Sai, io sono un po' alto di tempia. Ehi, Cesare, chi è quello là, col bambino? Garçon, una domanda. Chi è quel signore? Ma chi questo? Ma questo è Cadorna, il generale Luigi Cadorna. Mai sentito nominare? Mi dica, buon uomo, mi pare di non avere il piacere di conoscerlo. Mi permetto di presentarmi. Sono il generale Luigi Cadorna, capo di Stato Maggiore dell'esercito italiano durante la prima grande guerra mondiale. E quel bambino là, che sembra vestito in maschera, chi è? Si chiama Vittorio Emanuele, è il re d'Italia. Così piccolo? Ai miei tempi sarebbe stato scartato alla leva. Beh, in realtà avremmo dovuto scartarlo anche noi, ma sa, un re. Abbiamo cambiato il regolamento e abbassato la statura minima per la leva militare. Vabbè, affari vostri. Il mio amico è Napoleone Bonaparte. E il nome del signore è Giulio Cesare. E lei? Possiamo sapere a che cosa dobbiamo l'onore di averla qui con noi? Come forse lei non sa, questa sala del museo è riservata ai grandi generali. Beh, senza false modestie, oserei definirmi un grande generale anch'io, anzi direi addirittura il più grande generale di tutti i tempi presenti, non esclusi. Beh, Nappi, ha un bel fegato il giovanotto, eh? Fascia tosta di re più che fegato.
Tanto per cominciare, ragazzino, quali guerre ha fatto lei? Beh, la prima grande guerra mondiale, 1915-1918. E poi? E poi basta. Ah, e lo scopo di questa guerra? Beh, liberare Trento e Trieste che gemevano sotto il tallone del barbaro straniero. Ma allora, scusi, una guerra di liberazione? Ma è inammissibile! Io protesto con la direzione, ma come nella sala dei grandi generali ci mettiamo un caporal maggiore che in tutta la sua vita ha fatto una sola misera guerra di liberazione? Un pacifista, un liberatore! Ma io protesto con la direzione! Ne va del nostro prestigio! Ma come? Io non stavo fermo un minuto, io di guerra ne ho fatte una fila! Io ho rotto le palle a tutta l'Europa e a mezza America! Ed io, che popoli che nemmeno si sognavano di far male ad una mosca io, li ho aggrediti, li ho torturati! Altro che guerre di liberazione! E io di guerre ne ho fatte una fila! Io ho fatto il diavolo a 4, dalle Alpi alle piramidi, da Manzanares al Reno! E io, dopo le Gallie, ho fatto persino la rivoluzione e... chi l'ha tratto il dado? Oh, ma insomma... E lei, Scherrano, è per caso di farsi interprete verso la direzione del nostro più vivo e vibrante malcontento. Signori, lasciate che vi spieghi. La liberazione di Trento e Trieste era solo una scusa. Una scusa per convincere un popolo di smidollati a prendere le armi e a fare la guerra. Ma voi non avevate bisogno anche voi di una qualche scusa per smuovere quei popoli di pecoroni con cui abbiamo a che fare? Non parlavate anche voi, per il popolo si intende, di civiltà, di pace? Beh, certo, ufficialmente io portavo avanti le idee della rivoluzione francese, liberté, égalité, fraternité. E io, la latinità, la civiltà, la pace di Roma. E noi, la liberazione delle terre gementi sotto il tallone dell'odiato straniero. Bella, né? D'accordo, ma non divaghiamo. Lei poco fa ha avuto il coraggio di definirsi, con la sua unica e misera guerricciola, il più grande generale di tutti i tempi. L'ho detto e lo confermo. Io solo, cari signori, ho saputo prendere un'umanità di mollaccioni, perdigiorno e vigliacchi e farne quello che devono essere, solo e soltanto carne da cannone. Io, cari signori, ho preso in blocco il popolo italiano, eliminando ogni distinzione di censo, di classe, di cultura. Li ho resi tutti uguali, tutti una sola cosa, tutti e soltanto carne da cannone. La differenza fra me e voi, fra me e tutti i generali che mi hanno preceduto, che mentre per voi la guerra era un mezzo, per me era un fine, il fine ultimo, l'unico. E adesso prendete nota. E anche voi, posteri. Maggio 1915. Scoppia finalmente la guerra. Le truppe italiane sono dislocate lungo tutto il fronte, di qua di Lisonzo. Dall'altra parte gli austriaci, mal armati, a ranghi ridotti, colti di sorpresa. A me basterebbe un attacco deciso qui per sfondare le loro difese e con una spallata liberare Trento, Trieste e Gorizia. È quello che avreste fatto voi, no? Ma certo. Ma come no? Generali di pezza, da teatro dei burattini. E il risultato? In poche settimane avremmo vinto, deposto le armi e per Natale tutti a casa. Io no. Io ho saputo aspettare che gli austriaci si organizzassero e facessero affluire truppe fresche per annullare la nostra superiorità. È così cominciata il 23 giugno 1915 la prima delle 12 battaglie dell'Isonzo, che hanno visto austriaci e italiani massacrarsi per più di 2 anni. Prima battaglia, 2.000 morti, che diventano subito 6.000 la seconda, 11.000 alla terza, 21.000 la sesta, 36.000 alla decima. Poi, lo splendido equilibrio che avevo creato, infranto.
I generali austriaci, desiderosi di vittoria e di pace, e sottolineo di pace, sferrano un attacco deciso a Caporetto. Le truppe italiane, senza il mio diretto comando, cedono vigliaccamente e invece di morire sul posto come io avevo ordinato, scappano, disertano, si imboscano. Eccone uno! Che cosa fai tu qui, eh? Perché non sei a combattere in prima linea? Hai le mani? Combatti con le mani! Imboscato traditore! E serva d'esempio! Al muro, al muro! D'esempio a quelli che disertano! Plotone di esecuzione! Presentator! Ecco come muoiono i traditori! Fuoco per Dio! Fuoco! No, purtroppo non è andata così. Come andrà a finire col Cadorna ve lo diciamo più tardi. Ora facciamo un passo indietro. Siamo ancora in piena guerra, in pieno massacro. La posta! Lombardi? Io. Cacace? Io. Caporale Sicher? Tu? È tua questa lettera? L'hai scritta tu? Sa che sì. Questa non parte, censura. La guerra è brutta, ma c'è sempre da imparare. Se mangia mal, se va sempre all'assalto, ma intanto mi, per esempio, ho capito cosa che c'è la poesia. Niente rime, ma parole come pietre e al posto giusto. Quando torno, mamma, te conto tutto. Cosa vuoi dire? Come cosa voglio dire? Ma questa è una lettera in codice. E la poesia, per esempio, che cos'è? Ah, che cosa alludi? E se mangia mal? E le rime, cosa sono? Le baionette, Così. A chi va questa lettera? A me mamma. Sì, ma lei a chi la passa? A una spia? Agli austriaci, Senti qua, parole come pietre e al posto giusto. Non è che vuoi far sapere dove sono schierati i nostri battaglioni? Questa non parte e tu 5 giorni alle latrine e non credere che sia facile farci fessi! Chiaro? Io? Sì, tu. E se ti piace tanto la poesia, tra una latrina e l'altra puoi sempre parlare con quello, anche lui è un poeta. Poeta? Come Ungarelli? Ungarelli, molto meglio. Si chiama D'Annunzio. D'Annunzio? Ho sentito nominare. Letto mai niente. Ma sei famoso D'Annunzio. Poeta, Che a me mi interessa di poesia. Se non disturbo, cosa c'è che scrive? Sto scrivendo un'ode per il generale Cadorna, per quando la guerra sarà finita ed egli rientrerà a casa vincitore.
posso sentire la poesia. La sua casa egli pensa sul suo lago quieta, ove per una porta adorna d'una ghirlanda il general Cadorna rientrerà, sol di silenzi pago. O Dio, per questo duce che ci spezza il tuo pane, io ti prego che tu moda, acumina la sua certezza, inchioda nei nostri petti, o Dio, la sua certezza. Oh, quelle rime. E siete qui che scrive quelle rime. Guarda che scrive a quel boia, a quel Sassin Cadorna. Maledetto! Lui è il nostro condottiero, il nostro duce. Lui sa che il duce, ma io non te ne capivo proprio niente. E Cadorna hanno pensato che a farne copare tutti quanti. Altro che inchioda, come Sela. Inchioda dei nostri petti la sua certezza? Beh, sai, anche più famoso di Lungarelli, ma ti si proprio un gran mona d'annunzio. Ma farti inchiodare, ti e Cadorna, questo rime, e bus del culo, inchioda. Cara mamma, tra un assalto e l'altro mi occupo di poesia. Ezechiel d'Annunzio, sì, quello famoso. Il megaletto una roba su Cadorna piena di rime. Però mi fa cagare. Ma che c'è un problema, mamma? Come mai lì le rime non le mi piace? E invece le mi piace tanto nelle ninne nanne che se che canta i putei? Che sia una questione di politica, mamma? Ne parleremo quando che sta monada de guerra la sarà finia. Cara mamma, ti scrivo per raccomandarti di stare tranquilla. Io sto bene, finora non mi è successo niente e spero proprio vada avanti sempre così. L'aria di montagna è buona, non fa troppo freddo e la neve mette allegria. Si fa una vita sana e regolata. Sono un po' dimagrito, ma è anche un po' un bene. La trincea è abbastanza spaziosa e ancora di più adesso 5 dei 7 uomini del mio plotone sono morti. Scrivo un po' a fatica perché la mano destra si è un po' conciata contro un filo spinato. Mi fa male, ma l'ufficiale medico ha detto che non è niente, basta che non vada in cancrena. La mano sinistra è a posto e devo dire che mi serve per cacciare i pidocchi, che di pidocchi sono proprio un po' pieno, come quando ero piccolo e li prendevo sempre a scuola. Ti ricordi, mamma? Spero di tornare presto. Tuo affezionatissimo figlio, Biagio Sica. Carissima moglie Rosa Annunziata. Un uomo vorrebbe la moglie con lui sempre, ma in questo caso davvero preferisco di no. Qui piove di continuo, ci abbiamo i piedi sempre nel fango, ma penso che tu e il bambino siate lì col sole e così mi consolo. E sono quasi felice. Ti mando una fotografia. È il mio plotone come era prima dell'ultimo assalto, che tanti ne ha fatti fuori purtroppo. Io sono il terzo da sinistra, in seconda fila. Mi si vede poco perché avevo la testa girata. Fammi ingrandire e tienila lì, che se per caso non dovessi tornare, il bambino sappia almeno com'era suo padre. Soldato Gennaro Capece, tuo marito, che pensa sempre a voi e spera tanto di rivedervi. Cara Lidia, ti scrivo da un ospedale, ma questa lettera non farla vedere alla mamma e al babbo. Mi hanno tagliato via una gamba. Era tutta spappolata per colpa di una bomba e i dottori hanno detto che non c'era niente da fare. Purtroppo non potrò più aiutare il babbo con l'oliveto e qualche volta penso se non era meglio che me ne andavo tutto invece che solo una gamba. Tu
però fai finta di niente, soprattutto con la mamma, perché se per caso non dovessi tornare, è inutile darle un pensiero in più. Tempo credo che ce ne sia, perché la guerra va per le lunghe e ancora non si sa chi l'ha da vincere e chi l'ha da perdere. Tuo fratello, Lappo. Dal comando di Corpo d'Armata, signora Bertilla Bruscaroso. Ci pregiamo inoltrarvi questa lettera ultima di suo figlio caduto sul campo dell'onore. Cara mamma e sorella. Ogni giorno che passa penso, chissà se ci sarò ancora. Dovessi morire per piacere, non dite che sono un eroe e che siete orgogliose di me e che sono morto per la patria. Sono morto perché mi avranno ammazzato. Mamma, sono una vittima, cara sorella, non un eroe, ma farò di tutto per non morire, perché a questa patria non ci credo e questa guerra è solo un macello. Post scriptum. Le verranno recapitati alcuni oggetti personali dello scomparso. Tra questi un libro di poesie. Un macello! Idiota e inconcludente di Curzio Malaparte. Curzio Malaparte visse tutta quella grande carneficina di quei soldati che egli battezzò santi maledetti, costretti a combattere contro tutto ciò che la tecnica, l'industria e la scienza avevano creato di disumano e crudele. Carri armati, lanciafiamme, gas asfissianti e improvvisamente Caporetto! Eccomi! Cerco di riorganizzare una linea difensiva sul tagliamento, in modo da riproporre l'eterna guerra di posizione. Niente! La codardia del governo italiano e la vigliaccheria della truppa rifiutano questa ipotesi. Mi dibatto come un leone ferito, destituisco generali, colonnelli, capitani, responsabili del cedimento morale e materiale. Ai carabinieri nelle retrovie ordino di arrestare gli sbandati in divisa e di passarli immediatamente per le armi, senza processi di sorta, per aver voltato le spalle al nemico, per diserzione. Mando le nostre truppe all'attacco alla baionetta, le nostre baionette contro i lanciafiammi, i gas, le mitragliatrici. È un'ecatombe che ripulisce l'esercito degli inetti e dei vigliacchi. I cadaveri sono tanti, bene, ammucchiamoli gli uni sugli altri, che fungono da ultima trincea contro l'invasore. La carne da cannone abbonda. Il 99 è richiamato alle armi, per me una trasfusione di sangue nuovo, carne da cannone nuova. E il governo? Il re? Che cosa fanno? Mi destituiscono, mi tolgono il comando supremo per passarlo al generale Armando Diaz, che anche lui cede vigliaccamente e arretra fino a dove? Fino al Piave! Fino al Piave! Fino al Piave! Last night and bombed the night before. Gonna be bombed tonight if we never get bombed anymore. When we're bombed, we're scared as we can be. Go stop the bombing men from higher Germany. They're over us, they're over us. One shell over just the four of us. Thank your lucky stars there are no more of us. 'Cause one of us can kill it all alone. Buongiorno ragazzi! Buongiorno Celesa. Bene, riposo. Novità? Nessuna Celesa.
Bene, benissimo, nessuna nuova, buona nuova. D'altronde la guerra di posizione è così, eccellenza. Un giorno vai avanti e il giorno dopo torni indietro. Ragazzi, che cos'è questo qui? Questo qui che scorre? Quello è il Piave, eccellenza. Il Piave? Ma il fronte non è sull'Isonzo. Il mese scorso, adesso abbiamo ripiegato. Sì, ma non dovevate morire tutti sull'Isonzo. Chi è che vi ha detto di ritirarvi? Gli austriaci. Sì, ma il Piave è d'accordo, sento che brontola. No, eccellenza, semmai mormora. Vabbè, brontola, mormora, è lo stesso. Sentite, sono qui perché devo verificare, accertare o fare un'ispezione. Verificare, accertare e fare domande. Tu, vieni. Allora, queste sono le risposte. Situazione. Ottima. L'ordine. Perfetto. Le trincee. Pulite e ben arieggiate. Silenzio voi. Notizie da casa? Confortanti. Il rancio? Ottimo e abbondante. Oh, basta! Il colonnello? Un padre per tutti noi. Fiducia nella vittoria finale? Adamantina. Adamantina, Eccellenza, dai, sì, firma. adamantina. Firma e poi dammelo che potrebbe cadere in mano al nemico e non è il caso. Ragazzi, sentite, un posto un po' ritirato da queste parti? Di là, eccellenza. Perfetto, grazie. La carta! La carta. Ma no, non questa! La carta. Il telefono, il cellulare. È l'ultimo modello, leggerissimo, 18 kg scarsi, pensate in progresso. Sono il sergente maggiore Bottazzi, chi parla? Sono il caporale Tonezze. Ah, quello che stamattina ha mancato all'appello, si può sapere dove diavolo sei? Sono dall'altra parte del Piave. E che cosa ci fai lì? Non ci sono gli austriaci lì? Sì, ma li ho catturati 35. Ah, bene, bravo, portali qua! Ehi, mi senti? Ti ho detto di portarli qua! È che non mi lasciano venire! Disfattista! Oh, grazie ragazzi. Però devo dire che la carta non è più quella di una volta. Quella buona la usano per fare gli scarponi. Vabbè, ma quello andrà bene per l'industria di guerra, non si può pulire il sedere con uno scarpone, no? Ragazzi, forza, su, un po' di spirito intraprendente. Cantate qualcosa, su. E dopo aver mangiato e ben bevuto, oi bella mora, se vuoi venire questa è l'ora di far l'amore. Ehi, guardate qui. Guardate qua, Soldati! Che cos'è questa cacciara? E lei? Che cosa sta succedendo? Eccellenza, la truppa si sta rilassando un pochino. Sa, il Natale. Il Natale vi ha dato alla testa? Non è che ricominciamo con la fraternizzazione col nemico come il Natale dell'anno scorso? Assolutamente no, eccellenza. Anzi, si è pensato a un intensificarsi della lotta, anche se su di un altro piano. Cioè, la truppa sta organizzando un incontro di calcio. Una partita? Italiani contro austriaci, eccellenza. Qui? No, a metà strada, eccellenza. Su questo punto siamo stati inflessibili. Anche perché il pallone ce lo mettiamo noi. E lei chi è? Io sono il commissario tecnico. Tenente! Requisisca immediatamente quel pallone! Ma eccellenza, avevamo degli accordi. Qua finisce che ci danno sconfitti a tavolino. Espulso! 5 giorni alle latrine! Ma vai monaco! Ho portato il bollettino di guerra numero 100! Il cesso. Mi correggo. 101! Cesso occupato. Sua Maestà, il re Vittorio Emanuele III, a seguito delle insistenze dei paesi alleati che si sono rifiutati di collaborare con l'Italia fino a che l'esercito italiano fosse guidato dal generale Luigi Cadorna,
ha deciso di destituire il generale stesso dal suo ruolo di comandante supremo delle operazioni belliche. Comandare, ora non gli resta che andarsene a cagare. Bom bom bom, a rombo del canone. Soldati! Al generale Luigi Cadorna è stato affidato l'incarico di rappresentante del Regno d'Italia in seno al comando interalleato a fianco di Francia ed Inghilterra. Ecco come lo fucilano, promosso, altro che balle. Oh, tu che sei tutto, come gliela spiega il pubblico sta roba? Uno è un incapace e lo promuovono. Succede anche ai loro tempi, non preoccuparti. Uno dirige le ferrovie, combina macelli, fa debiti enormi e viene mandato all'Italia con tanto di buonuscita milionaria. È vero o no? Drin, drin, drin. Pronto? Ja? Ja? Ja. Che succede? Gli austriaci, eccellenza, dicono che sono infuriati per la sospensione della partita e che vengono domani o dopodomani con lanciafiamme, gas e quant'altro. E vabbè, e allora sapremo come accoglierli, non è vero ragazzi? Come no. Non ho sentito il grido di chi si appresta a difendere il sacro suolo della patria. È la spasmodica tesa, eccellenza. La tesa del cimento. O forse del cimitero. La spasmodica attesa? Questo mi ricorda le notti di veglia in trincea sull'Adamello, che è il fratello minore di Adamo. E alla disperata attesa dei tartari nel deserto. Ma il deserto non c'era, e neanche i tartari. E poi è arrivato Giulio Cesare e ha detto qualcosa in inglese. Ale Ayak Est? Può essere. Poi ha attraversato il Piave e ha cominciato a giocare a dadi. E poi è arrivato il re. Non quello piccolo, suo nonno. Che ha incontrato Garibaldi, che gli ha detto: Maestà, le consegno il regno delle due Sicilie. E lui gli ha detto: potete anche tenervelo, tanto sono tutti terroni. E così si è fatta l'Italia. Ma attenti! Ha detto Mazzini. Che è fatta l'Italia, si devono fare anche gli italiani. E così, eccoci qui, padani e terroni, tutti a difendere la patria Italia. La spasmodica attesa sta snervando la truppa. Qui ci vuole qualcosa per risollevare il morale. Questo l'abbiamo premesso di poche ore, eccellenza, per raggiungere il centro di ristoro spirituale costituito per iniziativa del cappellano quasi a fondovalle. Lei pensa che il ristoro spirituale non in sé possa... per sé, eccellenza, ma vicino al centro è stato aperto un casino, eccellenza, un bordello, e lì effettivamente... Un bordello? No, eccellenza, un punto d'incontro eterosessuale. Dicono che siano venute anche delle ragazze da Genova. Basta! Signor sì, eccellenza. Qui ci vuole qualcosa per risollevare la truppa e di solito la consegna di una medaglia al valor militare è quello che ci vuole. Avanti ragazzi, chi di voi ha compiuto o assistito a un atto eroico? Io no. Bene, sergente. Beh, ci sarebbe il caso di Toti. Sì? Francesco Toti? Quello della Roma? No, è Enrico Toti, quello della Stampella. Quello l'abbiamo premiato una settimana fa con una medaglia al valor militare, ma io devo consegnare qualcosa al comando. Ha detto: avanti, inventatevi qualcosa! Ecco, eccellenza, solo per venirle incontro per senso del dovere. Sentiamo. L'altro giorno, nel corso dell'ultimo assalto, ho perso la dentiera. Potrei dire che l'ho scagliata contro il nemico. La dentiera? C'è chi scaglia la stampella e chi scaglia la dentiera. E va bene, tanto al comando non capiscono un cazzo. Attenti! Fanfara! Con grande sprezzo del pericolo, incurante delle granate che il nemico gli faceva bersaglio, rimasto senza proiettili in dotazione, si strappava di dosso la dentiera
e la scagliava contro il perfido invasore, urlando: Viva il re! Viva l'Italia! Medaglia d'argento al valor militare! Oh io, mi appunto! Ed ora ai cannoni! All'assalto! Si era messa male per gli imperi centrali, che decisero appunto di liberarsi del fronte meno importante, quello con l'Italia. Così, il 3 novembre, a Villa Giusti, vicino a Padova, l'Austria-Ungheria firmò l'armistizio. Il generale Armando Diaz diede fiato alle trombe con il famoso bollettino della vittoria. Bollettino della vittoria. Comando Supremo, 4 novembre 1918, ore 12. La guerra contro l'Austria-Ungheria, che sotto l'alta guida di Sua Maestà il Re Duce Supremo, l'esercito italiano, inferiore per numero e per mezzi, iniziò il 24 maggio 1915 e con sede incrollabile e tenace valore condusse ininterrotta ed asprissima per 41 mesi e vinta. I resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo risalgono in disordine e senza speranza alle valli che avevano difeso con orgogliosa sicurezza. Non fu una grande vittoria, più che l'Italia a vincere, fu l'Austria-Ungheria a perdere. Un fatto curioso: pochi giorni prima della fine della guerra, il regio imperial governo degli Asburgo tentò di trasformare l'impero in una confederazione di stati. Alla Camera di Vienna un solo deputato si alzò a discutere questo ridicolo e tardivo tentativo austro-ungarico. Era un deputato italiano, figlio di quel Trentino che allora faceva ancora parte dell'impero. Il suo nome? Alcide De Gasperi. Comunque, bene o male la pace tornò, ma non per molto. Nel 1939 scoppiò la seconda guerra mondiale e il mondo precipitò in un baratro inimmaginabile prima.
Qualche re in meno, qualche dittatore in più. Nuove facce, nuovi obiettivi, nuove parole d'ordine. E lei cosa intende fare? Germania deve vendicare umiliazione, pace, ultima guerra. E come intende farlo? Ammazzando zingari, ebrei e omosessuali. E gli avversari politici? Quelli già ammazzati. Perciò blitzkrieg. Guerra lampo. Tempo di conquistare il mondo e poi 10.000 anni di pace. E lei? Io? Sì, lei lascia che la Germania si mangi la Polonia? Beh, sa, si è fatto un patto che poi la metà viene a noi. E lei si fida? No, ma siccome neanche loro si fidano di noi, alla prima occasione, guerra. La grande Inghilterra, ci dica! Noi siamo per la pace. Abbasso la guerra e guerra alla guerra. Quindi guerra. Mi pare necessario, guerra. Eccolo, zio Sam! La guerra è un vero dono della provvidenza, una manna from the sky. Ha presente quanti posti di lavoro produce una guerra? Fine della disoccupazione. Un piatto di minestra per tutti. E per i grandi industriali? Beh, per loro anche qualcosa in più. Antipasto, chips di primi, 2 secondi, contorno, frutta formaggio dolce. Però. E alla fine un digestivo. E lei, eccellenza? Io ho dovuto fare tutto in fretta, sa, ero in ritardo. Però ho pensato, alla fine della guerra lampo bisogna arrivare con qualche cosa in mano. E così ho ordinato ai miei generali, ci vogliono almeno 2000 morti per potermi fare bello e per poter discutere con gli altri da pari a pari. E così... E così? Ho pugnalato la Francia alle spalle! È così che lei tratta una donna, belle cose, bravo! No, tutte io piacevo, sa. Anzi, se vuole posso raccontarle. No, grazie, un'altra volta. Su, andare, grazie! Grazie, gentilissimi, prego. Grazie. Albert Einstein, grande scienziato, grande uomo. Lo conoscono tutti, no? Un giorno, entrando negli Stati Uniti, dovete compilare una scheda e c'era scritto razza di appartenenza. Lui scrisse razza umana, né bianco né nero, né musulmano né cristiano né ariano né ebreo, razza umana. Dopo la fine della guerra gli chiesero come secondo lui si sarebbe combattuta una terza guerra mondiale. Lui disse: non lo so, ma credo di sapere come si combatterà una quarta guerra mondiale. È probabile con pietre e bastoni. Pessimistica visione, no? Le guerre non sono necessarie e se qualcuno le vuole, basterebbe dire di no. C'è una canzone scritta da un grande poeta, Boris Vian, ed è indirizzata a un Monsieur Président, ma potrebbe benissimo essere scritta per un signor Presidente, o un Herr President, o un Mr. President, o un Gospodin President. Monsieur le Président, le scrivo 2 parole che leggerà se vuole, se il tempo troverà. Ho ricevuto ieri l'invito a presentarmi in divisa e con le armi al comando di città. Monsieur le Président, le dico chiaro e tondo, non son venuto al mondo per andare ad ammazzare. Se è vero che alla pace occorre il sangue nostro, versate pure il vostro, Monsieur le Président.
ritenga offeso, la decisione ho preso, la guerra non farò. Il mondo ha tante strade, si vive anche di niente, mi aiuterà la gente e a tutti io dirò: rifiuta ad obbedire, se l'ordine è sparare, morire o ammazzare, impara a dir di no. E dica alle sue guardie, se mi vorran cercare, che possono sparare. Io di armi non ne ho.